Euroregione News. Da Udine a Imola per celebrare Ayrton Senna. Imola chiama Udine e il capoluogo friulano risponde affermativamente a una richiesta organizzativa pervenuta dalla città romagnola. L'Associazione Maratonina Udinese, che dal 2000 è impegnata nella mezza maratona cittadina, è stata infatti interpellata per organizzare la prima edizione del Run Memorial Senna. La corsa podistica, che si terrà a Imola domenica 4 maggio, avrà un percorso di eccellenza, il suggestivo tracciato dell'autodromo Enzo Edino Ferrari. La gara di 10 km, pari a 2 giri del circuito, si svolgerà sotto la supervisione della Federazione di Atletica Leggera dell'Emilia Romagna e rientra nel calendario della manifestazione commemorativa Ayrton Senna Tribute 1994-2014, in programma a Imola dal 1 al 4 maggio, dedicata al 3 volte campione del mondo di Formula 1 a 20 anni dalla sua prematura scomparsa proprio sul tracciato di Santerno. Si tratta per noi di un importante riconoscimento, spiega Paolo Bordon, presidente dell'Associazione Maratonina Udinese, frutto dell'esperienza acquisita nel corso di questi anni che, oltre alla mezza udinese, ci hanno visto impegnati nell'organizzare 2 campionati italiani assoluti di specialità e un mondiale di corsa su strada. La corsa rappresenta un'occasione aperta a tutti per poter ricordare in modo partecipato il grande pilota brasiliano. Tra gli ospiti speciali dell'Happening ci sarà anche il vicepresidente dell'AMU Venanzio Ortis, podista plurimedagliato. Avete ascoltato Euroregione News.